Siamo arrivati alla 47esima edizione e quindi per noi è un grandissimo orgoglio, insomma manca poco al 50esimo. È una manifestazione del territorio voluta fortemente da tutti, dagli organizzatori e che coinvolge tutto il territorio, amministrazioni, associazioni, cittadini, un momento per noi di grande festa dove le nostre comunità insomma, si spendono tantissimo per far valorizzare lungo la riva del Naviglio dove si svolge la regata e quindi questo bellissimo momento che parte da Stra e si arriva a Mira, ma poi prosegue anche fino a Malcontenta, in cui si vedono queste grandissime barche colorate di persone che vogano alla Veneta e anche quest'anno insomma, avremo il grandissimo momento e l'occasione di avere barche storiche e caorline che ci sono state concesse dal Comune di Venezia e quindi per noi è un momento di un momento grandissimo per far conoscere le nostre ville venete, il nostro territorio e tutte le nostre tradizioni storiche. Da sempre la Regione sostiene e patrocina questi bellissimi eventi che a livello turistico ci permettono di far parte del nostro grandissimo territorio e di essere comprese nella grandissima regione del Veneto che ricordiamo è la prima regione d'Italia per presenze turistiche, per siti turistici, per opportunità. Quindi questa è una grandissima opportunità che offriamo a tutte le persone che vorranno venire domenica 14 a vivere questo momento di festa lungo le rive del Naviglio. Riviera Fiorita è come l'evento per eccellenza che coinvolge tutto il territorio della Riviera del Brenta e non solo ed è anima proprio del coinvolgimento delle associazioni tra le Pro Loco, associazioni di bicicletta, insomma c'è proprio un'aggregazione di associazioni che per me è il punto principale per organizzare Riviera Fiorita. Il corteo è diciamo, l'evento principale, poi ci sarà la biciclettata che quest'anno siamo riusciti a limitare il traffico nella parte bassa della Riviera del Brenta e far partire da Stra e arrivare a Malcontenta. Poi ci sono state le prove di voga ieri che hanno portato un buon numero di persone a provare questa disciplina, questa cultura veneta, perché è un sport sì, ma è anche una cultura. Poi ci saranno degustazioni, visite guidate in alcune ville che non sono mai aperte al pubblico e perciò in questa occasione vengono aperte proprio per Riviera Fiorita. Diciamo, Riviera Fiorita è l'evento d'eccellenza che porta anche più turismo in Riviera del Brenta, perciò ci fa ancora più piacere che questo evento si sviluppi sempre più nel nostro territorio. Diciamo che quando è nata in realtà promuoveva la pulizia della Riviera del Brenta e quindi è nata proprio come Riviera Pulita, perché una volta forse le vie d'acqua erano più che altro dei magazzini dove scaricare quello che non si usava a casa e quindi su questo, vedendo il grande potenzialità che questo fiume, la Brenta, aveva per il territorio, alcuni imprenditori, alcuni volontari hanno cominciato ad accendere le luci, ad attirare l'attenzione su questa via d'acqua e quindi a cominciare a sostenere interventi di pulizia e manutenzione fino a quando oggi possiamo dire veramente che è il prolungamento del Canal Grande e ci offre grandissime opportunità di bellezza e di turismo. In sintesi vi dovete aspettare 4 giornate di festa da condividere con la popolazione locale e da conoscere questo meraviglioso territorio veramente come il Veneto, ricco di tutto.